Buongiorno, allora, è evidente che parlo e parlerò non come relatore, non come Presidente della Commissione, ma come esponente del PDL o di Forza Italia, come preferisco dire, che riveste questa funzione. Il decreto legge questo 104 ci lascia alcune perplessità, è inutile che io lo nasconda, lo dico apertamente. Pare che non vada, si sente uguale, no, adesso, boh. Alcune problematiche, dopo lo diranno anche le mie colleghe su alcuni punti. Per cui la manovra emendativa che noi abbiamo fatto mira a rendere accettabile, proprio perché siamo in un ambiente, in una circostanza di larghe intese, la manovra emendativa pone a evidenziare alcune nostre caratteristiche e volontà. In particolare io mi soffermerò non tanto sull'impianto generale della legge, quanto su due norme che ci sembrano che ci sono francamente inaccettabili e sulle quali abbiamo proposto emendamenti significativi. La prima è quella per cui è una palese ingiustizia che è stata realizzata ai danni degli studenti, i quali si sono recati a fare l'esame di ammissione alle facoltà a numero chiuso, con alcuni presupposti e sulla base di alcune regole. Fra queste regole c'era il bonus e mentre svolgevano l'esame il bonus è stato abolito. Si dice che è complicata la situazione, ma è complicata e questo favorisce gli avvocati amministrativisti, dei quali non ci interessa in modo particolare perché ci interessa degli studenti. Tutto il decreto si occupa di più della scuola e degli insegnanti che non degli studenti, sia evidente, questa è la nostra critica di fondo. Ma qui danneggiare, cambiare le regole in corso mentre la partita è in corso, francamente non è sostenibile. E costi quel che costi, ma non lo possiamo accettare. E quindi l'articolo emendativo, che è l'articolo 20, prevede che, ve lo leggo che è abbastanza chiaro, prima avevo chiesto un articolo, Francesca? A Petricone avevo chiesto, nel resoconto di ieri c'è la modifica che mi ha proposto il Ministero della Sanità a un articolo. Se me la date vi leggo. Ecco, questo invece è tecnica, è semplice. Ed è i partecipanti agli esami di ammissione ai corsi universitari di medicina veterinaria, medicina e chirurgia, professioni sanitarie, professione sanitaria, odontoiatria, architettura e scienza della formazione primaria per l'anno accademico 2013-2014, che avrebbero avuto diritto al bonus maturità, secondo quanto disposto dall'articolo 10, eccetera, concernente modalità e contenuti delle prove di ammissioni ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale anno accademico 2013-2014, ecco, le regole dell'ammissione, dei test d'ammissione, e che non si collocano in una posizione utile nella graduatoria nazionale pubblicata il 30 settembre 2013 dal MIUR a causa dell'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio 2008 numero 21, cioè il bonus, sono immatricolati in sovrannumero nei corsi di laurea per i quali hanno sostenuto la prova di selezione. Nella sede in cui, aggiungendo il bonus maturato al punteggio ottenuto all'esame di ammissione, eguagliano o superano il punteggio dell'ultimo candidato utilmente collocato nella graduatoria della relativa sede. Chiaro, no? Vengono iscritti in sovrannumero, è un numero sostanzialmente abbastanza limitato,
vengono iscritti in sovrannumero, e cioè viene restituito il diritto a coloro che sarebbero risultati vincitori del concorso e quindi ammessi se fossero valse, se fossero state in vigore le regole con le quali sono entrati nella stanza in cui hanno svolto l'esame. So che su questo c'è un'avversione totale da parte del Ministero. Ma non ce ne frega niente, lo dico apertamente, pazienza, perché io credo che questo decreto, che noi digeriamo per molti versi, che avviene insomma, dopo la storia delle tasse e dell'IVA, che noi accogliamo, questo per noi è un punto irrinunciabile. E quando ieri sono stato un po' troppo gentile dicendo studiamo una cosa alternativa, quasi si potesse fare per l'anno prossimo, no, non c'è niente da fare. Le regole sono state modificate in corso.